Ciao a tutti e bentornati a un'altra edizione di Qui Europa a voi Friuli. Oggi sono in collegamento virtuale con Ginevra, con Agnese Trevisan. Ciao Agnese, Ciao Valentina, grazie di questo invito. è il nostro piacere. Senti, raccontaci un po' innanzitutto cos'è che ti ha portato a spostarti a Ginevra. Molto semplice e anche non tanto divertente come per altri. Lavoro, ho finito un tirocinio a Roma per un'azienda come quartier generale a Ginevra e mi è stato offerto di fare da un contratto. E ci sono andata per restare 2 annetti e poi magari spostarmi, trovare altre opportunità e sono 12 anni che sono lì. Bene, e senti una cosa, avete rifondato o comunque riportato in fulgore il Fogolar di Ginevra, ma è successo dopo un bel po' che stavi a Ginevra, perché se non erro eri a Ginevra già da 10 o 11 anni quando poi ti sei imbarcata in questa avventura. Com'è successo? Guarda, ti posso già dire un'esperienza mia, ma anche un'esperienza che hanno avuto molti dei miei coetanei appunto Expat. Noi inizialmente, quando siamo arrivati a Ginevra, abbiamo cercato di contattare l'antico Fogolar via email, eccetera, ma appunto essendo di stampo, diciamo, un po' più tradizionale, non abbiamo mai ricevuto risposta, quindi avevamo pensato che fosse sparito, che non esistesse nemmeno. E poi solamente grazie a questa rete, grazie ad aver avuto contatto con le persone dell'ente, con Cristian, con Francesca, durante un incontro che avevo fatto a Udine, che ho scoperto che effettivamente c'era un fogolar che non si avevano notizie, ma le notizie comunque non erano così, non datavano così di più di 10 anni, da 2 o 3 anni non esisteva più. Mi sono messa alla ricerca delle persone, dei vecchi soci, dei vecchi membri, anche con l'aiuto di altre associazioni, diciamo, di italiani a Ginevra. E appunto sono venuta a scoprire che c'era questo focolare, che ovviamente non esisteva più perché il presidente era morto, ma solo 2 o 3 anni fa. E poi appunto ricontattando tutti i vari membri, mi sono accorta che era tutto cartaceo, la telematicità non era così e quindi effettivamente per noi giovani era difficile trovare un modo di contatto. Quindi grazie ad aver fatto una ricerca un po' più approfondita allo scopo appunto di magari sondarlo, di aiutare a ricostituirlo, sono venuta a conoscenza e mi sono buttata poi in questa esperienza perché effettivamente, come dicevo prima, i friulani sono tanti, ce ne sono tanti della vecchia guardia, ma ci sono anche tanti giovani. Quelli della vecchia guardia rimpiangono i bei tempi. Penso che quest'anno ricorre il 55esimo del Focolare di Ginevra, che era una delle associazioni più grandi di Ginevra per numero di iscritti, che ha avuto anche più di 200 iscritti in passato. Wow. E quindi il rimpianto di questi vecchi soci dei vecchi tempi passati, soprattutto anche dopo il Covid, visto che le attività si sono completamente fermate, come sono delle sensazioni di solitudine, diciamo così, di distanza verso i corregionali e anche una nuova energia, diciamo, da parte di noi, dai giovani, dei nuovi soci ai nuovi arrivati di mantenere appunto le nostre radici, di mantenere il contatto con il Friuli e di promuovere eventualmente anche il Friuli a Ginevra. Avete qualche attività in programma per i prossimi venturi? Ecco, come dicevo, sicuramente c'è un'attività in programma che nelle prossime settimane organizzeremo un rinfresco di ripresa, perché appunto tesseramenti sono ricominciati solamente qualche mese fa, l'Assemblea Generale di Costituente appunto è stata solamente 3 mesi fa, e quindi un rinfresco per consigliare le tessere, ma più che altro per rivederci e ritrovarci tutti, ovviamente a base di vini, fulani, formanti e salumi. E poi pensiamo di fare una festa per i 55 anni entro la fine dell'anno, appunto, ricorrendo il 55esimo proprio quest'anno 2023, che coinciderà probabilmente anche con gli auguri e la festa di Natale.
E prima di salutarti, puoi condividere con noi i contatti per scrivere o in generale contattare il Focolare di Ginevra. Allora abbiamo una pagina Facebook, Fogolar Furlan Ginevra, molto semplice, e un'email, fogolarfurlanGVE, come Ginevra, @gmail.com. Perfetto, grazie mille. Agnese, grazie per il tuo tempo e speriamo di vederci presto di persona e chissà, magari anche proprio a Ginevra. Grazie mille Valentina, a presto. Ciao ciao. Ciao, 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 ciao.